155esima escursione, 13esima volta sul Monte Carpegna. Questa volta ce l'abbiamo fatta con neve e ciaspole, anche se un po' di scioglimento, ma va benissimo, godiamocela. Solito giretto ad anello, lunghezza circa 10 km, durata spannometria dovrebbe essere 4 ore. Partiamo zona Celletta del Termine, che andiamo fra un po', e arriviamo sul rifugio Fontanelle. Non mangiamo lì faremo uno snack e continuiamo il giro, arriviamo alle sciovie e poi ribucheremo esattamente da là e chiuderemo l'anello. Giornata sembra perfetta, abbastanza caldo, partiamo in 6, speriamo di tornare in 6, preferibilmente gli stessi. Arrivati a Celletta del Termine, punto di riferimento per la nostra escursione, e subito sopra, non so se si vedrà, c'è anche una quasi luna piena, 3/4, dai, bello bello, molto scenografico. E si sale, adesso sarà il pezzo un po' più arduo, perché da qui, torrente Prena, si sale fino alla cresta. Oddio. Arrivati al rifugio. E Daniela ci fa accomodare al rifugio Fontana. Adesso apriamo anche un po' la finestra perché bello come sempre. C'è della neve, perciò qualcuno ultimamente è venuto. Quante ci sono? Se vuoi dormire qui ci dormono. Beh, qualcosa da mangiare c'è. Lasciano anche le scorte? Sì, sì. Teoricamente è cosa buona che tu vieni, mangi, però lasci sempre più di quello che tu porti via. Ah, ok. Questa era La prassi. La cambusa del Fontanelle, c'è veramente di tutto. Da medicine, sigarette, e ci sono dentro, torroncini, liquore, miele, di ogni. Lasciamo il rifugio e proseguiamo. Al Monte Carpegna, il punto più alto che toccheremo oggi. Adesso mettiamo la bandierina. Le stalle
E là dietro le sciovie, però non si muovono. E oggi si vedono benissimo a destra Monte Simoncello e a sinistra Sasso Simone, dove c'ero tre settimane fa, ero lì. Questo è divertente, infatti qua non è passato nessuno, ci sarà un perché. Discreta discesa qui. Fortuna che la neve qui è morbida e fa da freno. Siamo arrivati a Trabocchino, sentiero chiuso, vabbè, neanche se mi pagavano ci andavo giù di qua, con la neve. Adesso continuiamo a scendere. L'ex rifugio dell'Eremo, riapritelo, per favore. E qua rincontriamo gli altri della banda. Siamo arrivati all'Eremo, abbiamo cavato le ciaspole, adesso faremo un bel pezzo sull'asfalto. Ci siamo persi in realtà, perciò aspettiamo gli altri e poi dopo andiamo a scendere. Il famoso rifugio c'è. Un po' spoglia, ma va bene, va bene, va bene. E dal rifugio di Pietracandella, che io per la prima volta l'ho visto oggi, siamo arrivati a Pianacquadio. Da qui, spero di non dovermi cavare le ciaspole, continuiamo e tagliamo per i campi e finita e arriveremo a Celletta del Termine e il nostro trekking sarà finito. Laggiù sempre Celletta del Termine, siamo veramente a pochissimi passi dalla chiusura dell'anello. Meteo fantastico, visibilità, neve, vento praticamente quasi inesistente. È bello, bello e chissà, probabilmente sarà l'ultima di quest'inverno. 155esima escursione, 13esima volta su Monte Carpegna, finita. Abbiamo in questo punto chiuso l'anello. All'andata siamo andati giù di qua, Celletta del Termine, brava dalla regia. E al ritorno passiamo da qua, da Pianacquadio, anello chiuso. Oggi le ciaspole proprio ci volevano, perché sennò non ce l'avremmo mai fatta. Bel giro, confermo. Grazie, è pagato per dire ciò. Abbiamo superato i 10 km anche oggi con le ciaspole, bello. Meteo è stato veramente perfetto, neve tanta, anche morbida, vento praticamente zero, sole sempre. Penso che un Carpegna così non l'abbia mai visto. Adesso Dio. Manca la sdraio per mettersi a prendere il sole. Quello fra un po'. Adesso siamo un po' in ritardo, proviamo ad andare a pranzo, se ci accettano proprio,
e se no andremo a mangiare quello che troviamo in giro. Se ti è piaciuto il video o vuoi vedere anche gli altri, segnati, iscriviti, metti il like e via. E dopo 10 km nella neve, con le ciaspole, tortellini e ragù. Ravioli e porcini. Andiamo anche con l'antipastino per chiudere. Caffettino con la crostatina oppure crostatina col caffettino.